carissimi nuragofili, eccoci in un altro sito abbastanza importante della zona, se comunque un po' direi tanto lasciato andare. Stiamo camminando in un acquitrinio per raggiungerlo. Nuraghe e Latte Buddha, siamo in territorio di Nurri. Sappiamo ben poco su questa struttura, ma le coordinate ci hanno condotto da lui. Come vediamo, lo vediamo di fronte a noi, cerchiamo di raggiungerlo evitando un terreno abbastanza improbabile, molto acquitrinoso, come vedete, è completamente paludoso. Cerchiamo di infilarci all'interno. Probabilmente siamo in presenza di una proprietà privata, suppongo. Cerchiamo di non disturbare e comunque di prendere visione di quest'altro tesoro nuragico che sarà una nuova preda delle nostre escursioni, delle nostre ricerche. Nuraghe e Latte Buddha, siamo a Nurri, ragazzi, siamo a Nurri. Vogliamo fermarci un attimino per cercare di capire meglio questa struttura. Ci inerpichiamo qua in dei muretti a secco sollevati dinanzi a Nuraghe, probabilmente per confinare la proprietà, che pare divisa in più parti. Sembrerebbe un Nuraghe monotorre visto così. Ecco qui. Ma sapete che noi comunque non abbiamo mai abbastanza soddisfazione di quello che cerchiamo di riprendere, perché vorremmo fare sempre di più, ma non vogliamo disturbare chiaramente le proprietà che attorniano a questo nuraghe, ma vogliamo comunque assaporare questa struttura nel massimo del rispetto dei proprietari dei terreni. Ecco qui vediamo che c'è l'ingresso, probabilmente si tratta di una monotorre dal basso della nostra ignoranza archeologica. Noi facciamo solo constatazioni in seguito alle nostre esperienze, che cominciano a essere un bel po' formate dinanzi al tesoro archeologico che cerchiamo di tutelare, a cui cerchiamo di dare voce. Andiamo sempre dall'esterno per cercare di capire meglio il nuraghe, costruito con questi blocchi molto squadrati. Come vediamo, dicevamo, gli streaming comportano da parte vostra, nel cercare di accompagnarci in queste avventure. Cerchiamo di capire se è possibile, che appositamente sono stati sistemati volati e vogliamo semplicemente capire se possiamo arrivare al nuraghe, niente di più. Tutto qua. Allora, cerchiamo di infilarci all'interno. Ricordo il nuraghe Latte Buddha di Nurri. Ok, siamo riusciti nel massimo del rispetto a andare oltre questo murettino a secco per vedere da più vicino questo nuraghe. Con quasi totale certezza appuriamo una struttura di tipo monotorre, come stavamo dicendo prima, di epoca appunto nuragica, quindi il classico nuraghe a tolos. Vediamo che giace completamente
sommerso dalla vegetazione, per cui adesso camminando sul perimetro del medesimo andremo a cercare di vedere un po' di più del nuraghi, tenuto conto che la vegetazione è molto pericolosa, quindi nel senso che comunque copre gli eventuali strapiombi che caratterizzano questa struttura. Eccoci qua. Vi ricordiamo, qui abbiamo una serie di incisioni che potrebbero sembrare molto interessanti. Non sappiamo di cosa si tratti, ma osserviamo un attimo queste incisioni su questa pietra. Ci fermiamo un attimo perché sono molto strane quanto interessanti. Iniziamo a camminare sui blocchi. Non penso sia fattibile ok, proviamo a vedere. Qui c'è una piccola celletta qua sotto. Sono divise in più proprietà queste porzioni di nuraghi. Ci muoviamo sempre con molta attenzione sulla cinta muraria svettata del nuraghe Sauda. Chiedo scusa, nuraghe Latte Buddha. Sauda è in quello di Lapuzzo che abbiamo già visitato. Ok, vediamo un attimino. Qui siamo sul trave d'ingresso, come possiamo vedere da sopra. Eccoci qui. Proviamo ancora ulteriormente a scendere. Vi chiediamo scusa se a momenti il telefono non riprende bene quello che vogliamo farvi vedere. Siamo nel danno comunque della tipologia di lavorazione e dei materiali con cui è stato costruito questo nuraghe. Molto interessante. Non sappiamo se muretti a secco siano solo muretti successivi divisori o se comunque furono fatti all'epoca di questa struttura per magari delimitare dei cortili del nuraghe stesso. Ci giriamo un attimo attorno. E poi andare a chiudere lo streaming. Ok, come vediamo non si capisce tanto più di questo. Dal nuraghe Latte Buddha dentro Feliciano vi saluta, vi manda un grossissimo abbraccio. Ciao ragazzi, buona serata, buon proseguimento, iscrivetevi al canale che ci date la possibilità di fare tante altre escursioni per scoprire tanti tesori da proteggere e a cui dare voce. Ciao ragazzi.